Sono Walter Kussik, friulano, nato qui a Savognano del Tore, Povoletto, comune di Povoletto. Sono entrato nel mondo delle moto per scherzo, da giovane, poi man mano che sono passati gli anni ho fatto anche dei campionati. Io e un mio amico prendemmo la moto, caricammo sul carrello e andammo a Rimini, più precisamente a Santa Monica di Riccione, circuito che è uno dei migliori al mondo. Andammo per così dire, a livello pionieristico addirittura, perché qui esisteva solamente motocross e fuoristrada, poi divenne anche enduro. La prima gara che feci fu il 2 giugno, mi ricordo anche la data, il 2 giugno del 1975. E si era, come dicevo prima, io e un mio amico, Luigino Micelli. La prima volta in pista, appunto il venerdì, si facevano le prove libere e le prove ufficiali. E qui fu abbastanza traumatico l'esordio, perché la misura che hai su strada non è quella che poi devi avere in circuito. E mi passavano da tutte le parti. Dopo il secondo turno di prove ufficiali nel sabato feci il quinto miglior tempo. E comunque avevamo dei piloti anche di grido, Uncini, Perugini, Marianni, Sattini con la Suzuki, e tutti piloti ufficiali. E l'unica moto privata in prima fila era la mia, una Honda 750 preparata nella mini officina che avevo, di conseguenza senza appoggi, era tutto un fai da te. Dopo questa gara mi fermai per circa 3 anni, ripresi nel 79, nel 1979, trascinato dal mio amico De Cecco Ferdinando. 2 anni prima aveva intrapreso il trofeo Lavard. Erano Formula 500, delle moto preparate, un kit di preparazione che veniva allestito, comprato e allestito sulla moto. E lì erano le moto, praticamente erano tutte uguali. Feci 3 anni di trofeo Lavard, 79, 80, 81. L'ultimo anno del trofeo che vinsi fosse il più battagliato, perché proprio verso la fine della stagione, a 2 gare dalla fine, feci una brutta caduta alla curva della Bucine al Mugello e mi ruppi la clavicola. La settimana dopo c'era la gara. Il problema era rimettere a posto la clavicola. Andai da Claudio Costa a Bologna, alla Rizzoli, e qui mi disse: guarda, se vuoi in 2 ore ti metto a posto, o se no, visto quanto sei coriaceo, mi pare di sì, ha detto lui, basta che io ti faccia un bendaggio e poi potresti partecipare alla competizione. Nelle prove ufficiali misi un manubrio alto dove mi permetteva di stare un attimino più comodo sulla moto e poterla gestire nel miglior modo. La moto non era instabile, di conseguenza rientrai ai box e con l'aiuto di mio fratello e mio zio mettemmo i manubri un'altra volta bassi, 2 iniezioni di carbocaina alla spalla e dentro, finché vinsi anche quella gara lì e vinsi anche il trofeo Lavard. La vittoria con la Lavard del trofeo mi portò a avere un rapporto con la Ducati e col mago della Ducati, Franco Farnè, preparatore e capotecnico del reparto corse. Da lì intrapresi la carriera di pilota ufficiale. Come primo exploit feci da spalla al pilota ufficiale Broccoli, che era in testa al campionato italiano, e dandogli appunto la spalla in questa gara gli permise di vincere il campionato. Fui confermato per l'anno 82 come pilota ufficiale nel campionato italiano TT2. Il campionato era composto di 5 gare, feci 5 gare e 5 vittorie e portai a casa il campionato italiano TT2. E nella gara di Misano, a chiusura campionato, girai a 1,25 e 27, a solo un secondo dal record della pista fatto da Marco Lucchinelli con la Suzuki 500 RG nel campionato mondiale velocità. Devo dire grazie comunque a Farnè, che è una moto sempre eccezionale come la Ducati Panta 600. L'anno dopo, 1983, cambiamo categoria. Dalla TT2 si passò alla TT1. TT1, motore 750 di cilindrata, sempre con numerosi cavalli, 90 in questo caso, e intraprese il campionato italiano TT1, velocità. Arrivai secondo a un punto dal primo. Mentre il campionato italiano Endurance lo vinsi con 3 gare e 3 vittorie.
1984 fu l'anno del mondiale endurance, assieme a Walter Villa, 5 volte campione del mondo. Partecipai con lui a varie competizioni, 24 ore di Francorchamps, il Bol d'Or, la 6 ore di Monza, siamo arrivati quinti, 8 ore del Nürburgring e siamo arrivati quarti. Partecipai anche alla 8 ore di Suzuka, non ero con Walter Villa ma bensì con un pilota giapponese, un certo Ito, campione nazionale giapponese della 250. Non vi dico l'accoglienza che abbiamo avuto, estremamente calorosa. Un pilota, una casa italiana che va a fare l'autore di Suzuka, era all'esordio. Un aneddoto della gara che purtroppo non finì bene perché a 4 ore dalla fine, un caso stranissimo, si è rotto un piattello di registrazione valvole, si è diviso in due, cosa che non è mai successa direi non nella meccanica ma nella vita della Ducati. Nell'anno 1985 ho partecipato al campionato italiano Endurance, vinsi con il mio coequipe Oscar Laferla, pilota romano. Poi, sempre con lui, partecipammo alle 6 ore di mondiale Endurance a Monza, dove facemmo un quinto posto in classifica con l'altra moto ufficiale Ducati. Partecipò anche Marco Lucchinelli e Virginio Ferrari, che arrivarono sesti. Sono sempre stato un pilota che ha guidato le moto con un motore a 4 tempi. L'unica uscita che feci con un 2 tempi, e devo dire grazie al mio amico Graham Singer, sudafricano, che lui partecipava nel 1981 al mondiale 250 con la Yamaha, che me la diede in prestito a una gara del Mugello, a una prova di campionato italiano, in cui arrivai terzo. 1986 ho partecipato al campionato italiano F1 Endurance. Qui ebbi 2 coequipe. Le prime 2 gare le feci con Mauro Ricci, 2 podi, in sella a una Suzuki 750 GSX preparata da uno specialista di Ravenna. Mentre la terza gara la feci con la Ducati di Stefano Caracchi e preparata da Franco Farnet, una Ducati con telaio Cobas, telaio spagnolo, guidabilissima, leggerissima, e fummo vincitori anche della terza gara del campionato. Inoltre nell'86 ho partecipato alla 200 miglia prova di campionato mondiale TT sul circuito di Misano Adriatico, dove arrivai quinto. Vinse Marco Lucchinelli, secondo Joe Dunlop, e purtroppo in questa occasione verso fine gara rimasi a corto di freni e di conseguenza arrivai quinto. Nel 1987 Franco Farnet mi propose l'opportunità di guidare 2 moto, in questo caso una moto e il muletto, nel campionato mondiale TT. Tony Ratter si era fatto male, di conseguenza lui non correndo più le moto erano libere. Prove di campionato mondiale che venivano su 4-5 circuiti in Europa, compresa l'isola di Man. Però a un mese dall'inizio del campionato fu tolta la categoria dalla FIM. Nel 1989 ho partecipato all'8 ore di Suzuka con la moto innovativa della Ducati, l'851, una moto estremamente moderna, ha un motore a 4 valvole per cilindro, sempre bicilindrica, raffreddata ad acqua con molta potenza, e come moto nuova chiaramente molti problemi elettronici, comunque a distanza di poco tempo è riuscita a rendersi affidabile. L'851 è stata una moto dove la Ducati ha fatto un gran salto di qualità. Poi la Ducati ha sfornato i 3 modelli che hanno portato a 10 titoli mondiali, dal 916 al 999 e al 1098, questa che vedete sotto. Affidabili, con una guida precisa, riescono a dare bella soddisfazione a chi le porta. Durante la mia carriera ho avuto modo di conoscere e correre con i piloti, con alcuni piloti del mondiale di grande grido, Virginio Ferrari, Marco Lucchinelli e tanti altri, che adesso farei un elenco enorme di piloti. Ho avuto la grande fortuna di conoscere Walter Villa. Walter Villa, un pilota di alta qualità, umano, una persona squisita, da cui ho imparato tantissime astuzie,
era un tecnico eccezionale, con un lavoratore stupendo, dove una moto sotto le sue mani diventava guidabilissima, e adesso porta avanti questa sua scuola che è stata eccezionale. Non vorrei dimenticare il Motoclub Morena, di cui sono uno dei soci fondatori, insieme a Gemmo Giuliano, a cui devo un ringraziamento per il suo grande impegno nel valorizzare il motociclismo in Friuli. La Ducati si è sempre messa in luce per la grande ciclistica. Poi la cosa fondamentale che mi ha sempre dato grandi belle soddisfazioni e gioia di guidare è il motore che pulsa, è un gran tiro sotto, dove i 4 cilindri non riescono a darci questa grande esuberanza nell'uscita delle curve. Il Desmo permette di avere delle potenze alla pari e anche superiore alle 4 cilindri. Qui siamo ripresi a Imola nel test di questa special che Franco Farnè ha realizzato. Il pilota in questo caso è Dario Marchetti, a sinistra abbiamo il braccio destro di Franco Farnè, realizzatore appunto di questo special. Dietro ci sono io e a fianco un mio amico. Questa moto sviluppa 204 cavalli, è estremamente leggera, ha i cerchi in carbonio, ha tutti i particolari dalla sella al serbatoio alla carenatura, tutta in carbonio, parti speciali in titanio. La sospensione posteriore è un double system, ammortizzatore che io ho sempre avuto e adoperato, dove non esiste la molla, ma bensì è un ammortizzatore ad aria. Devo ringraziare in maniera enorme Fabio Taglioni, Franco Farnè, l'ingegnere Mengoli della Ducati, che tuttora è in Ducati, anche se in pensione, ma la passione è talmente enorme che vuole essere dentro ancora in questo mondo. E Stefano Caracchi, che è stato mio grande amico e anche pilota. I maccheroni, là come si chiamano, le piadine, le ciselle. Dove c'era la Ducati c'era la familiarità. L'atmosfera che si creava nei box era speciale, perché era creato tutto lì. Si pranzava lì, si cenava lì, si aveva un rapporto con le persone estremamente squisito e da questo nasce anche il risultato, perché l'importante è l'affiatamento, l'importante è avere l'amicizia. Questa era la moda del momento e comunque quando si muoveva è come se si muovesse una famiglia, perché era importante avere la socialità delle persone. Il team è fatto di persone innanzitutto sportive con una mira sola, il risultato che con questa comunella, come dicono a Bologna, porta a dei risultati veramente speciali.